Per te. Strage del bus, la perizia sul mezzo rivela che lo sterzo era rotto. Ora bisognerà capire in che momento sia accaduto. L'esito di questo approfondimento sarà fondamentale. Scontro in tarda mattinata a Venezia tra un ferryboat e un vaporetto. Nessun ferito. Il marinaio sarebbe stato aggredito da un passeggero. Non ce l'ha fatta contro la leucemia che l'ha colpito lo scorso marzo. Marco Zabeo, volontario della Croce Rossa di Mestre, è morto a 23 anni. Cittadina greca fermata all'aeroporto Marco Polo di Tessera con quasi 250.000 euro tra contanti e assegni non dichiarati. Scoperta in tandem dei finanzieri con il personale della dogana. Tensione e proteste all'inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari al Goldoni di Venezia. Cordone di forze dell'ordine blocca il collettivo studenti che manifesta contro la ministra Bernini. Ticket Conte Zaia, senza l'emendamento del terzo mandato potremo sederci attorno a un tavolo per parlarne, così il diretto interessato Mario Conte, sindaco leghista di Treviso. La visita di Papa Francesco il 28 aprile, nei giorni in cui scatterà il ticket d'ingresso, e già fioccano le prenotazioni negli alberghi di Venezia. Sarà un mese da tutto esaurito. Buonasera, bentrovate, bentrovati. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In apertura lo avete sentito dai nostri titoli, ancora si parla della strage del bus dello scorso ottobre. La perizia sul mezzo rivela che lo sterzo era rotto. Ora bisognerà capire in che momento sia accaduto e l'esito di questo approfondimento sarà fondamentale. La verità su quanto accaduto sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre, in cui hanno perso la vita 21 persone, sta mano a mano venendo a galla. L'accertamento tecnico sul mezzo ha rilevato che lo sterzo era rotto, proprio come avevamo mostrato più volte nei nostri servizi attraverso immagini inequivocabili. Si sta delineando lentamente delle verità, credo, importanti. Uno, che l'autista non stava male e che qualche problema questo mezzo ce l'aveva. In realtà la perizia è ancora in corso. Fondamentale sarà capire in quale momento preciso si sia rotto lo sterzo, elemento determinante per l'inchiesta. I periti infatti dovrebbero essere in grado di ricostruire nei dettagli la cronologia del guasto grazie a un'analisi al microscopio dei frammenti della rottura. Tra le ipotesi possibili, lo sterzo potrebbe essersi rotto prima dell'incidente, dopo l'impatto oppure dopo la caduta. Se fosse confermato il primo caso, l'anomalia allo sterzo sarebbe la causa principale della tragedia, ma al momento non si possono scartare le altre due ipotesi. Se emerge che fin dall'inizio lo sterzo è saltato e altre cose sono saltate in questo mezzo, cambia la versione della vicenda. Infatti noi ci auguriamo che la Procura continui nel suo corretto lavoro di analisi, avendo affidato le valutazioni a dei super esperti, e siamo ovviamente nell'ansia di attendere l'esito. Proprio ai nostri microfoni un ex dipendente della linea aveva dichiarato di anomalie presenti sullo sterzo dei mezzi. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. Questione di poche settimane, i verdetti degli esperti nominati dalla Procura su meccanica del mezzo, tenuta strutturale del cavalcavia e scatole nere dovrebbero essere depositati. Intanto sulla possibilità di un malore dell'autista, il quarantenne Rizzotto, ci sono due visioni. Quella del medico legale Viel, che sostiene sia morto per il trauma cranico riportato nella caduta, e il secondo parere della cardiologa Basso, che si sofferma invece sulla patologia coronarica dell'uomo, che avrebbe potuto tradursi in malori cardiaci. Un contrasto di perizie che la difesa dell'azienda di trasporto vuole approfondire. In laguna ora, dove in tarda mattinata c'è stato uno scontro tra un ferryboat ACTV e un vaporetto, nessun ferito fortunatamente, ma il marinaio sarebbe stato aggredito da un passeggero. Attimi di tensione questa mattina verso le 13, quando nel canale della Giudecca un ferryboat di ACTV e un battello della linea 2 si sono scontrati. Ad avere la peggio il vaporetto, con la punta accartocciata in seguito all'impatto. Ancora da chiarire le cause dello scontro, provocato con ogni probabilità dalla fitta nebbia che da giorni imperversa sulla laguna, creando non poche difficoltà.
Nello scontro nessuno è rimasto ferito, ma poco dopo, in quegli attimi di concitazione, ci sarebbe stata anche un'aggressione a danno di un marinaio colpito al volto da un passeggero per cause ancora da chiarire. Il mezzo poi si è accostato all'imbarcadero di Saccafisola in attesa degli accertamenti ancora in corso da parte delle autorità e degli ispettori di ACTV. Non ce l'ha fatta Marco Zabeo, volontario della Croce Rossa di Mestre, aveva 23 anni. Nonostante il trapianto, la chemioterapia, il suo attaccamento alla vita, Marco Zabeo non ce l'ha fatta contro la leucemia che gli è stata diagnosticata lo scorso marzo. A darne comunicazione la Croce Rossa Italiana, sezione di Venezia, per cui Marco, 23 anni, prestava servizio come volontario. Hai lottato duramente, si legge. Abbiamo sperato e creduto tutti fino alla fine che potessi farcela e vincere anche questa battaglia, ma purtroppo non è stato così e te ne sei andato troppo presto. Marco aveva lanciato un appello a giugno scorso sui social. Raga, ho bisogno di un donatore di midollo, per favore andate a tipizzarvi, non vi costa nulla. PS, potreste salvarmi la vita. L'appello era stato condiviso da amici e conoscenti, ma anche dall'attore Neri Marco Re. Dopo circa 2 mesi Marco aveva ricevuto il trapianto di midollo ed era andato bene. A gennaio scorso però la ricaduta e per lui non c'è stato più nulla da fare. Il sindaco Brugnaro oggi l'ha voluto ricordare in un post. All'inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari si legge: il pensiero va a Marco Zabeo, giovane studente e volontario mestrino di 23 anni, scomparso dopo aver lottato contro la malattia. Proprio in questa università, conclude, nello scorso luglio si era laureato in economia aziendale. Le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ancora da stabilire la data dei funerali. Noi cambiamo argomento, ci spostiamo a Tessera, dove i militari della Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio all'aeroporto Marco Polo hanno fermato una cittadina di nazionalità greca in arrivo da Atene che stava per uscire dall'area doganale in cui non c'è nulla da dichiarare. Il personale però l'ha bloccata per un controllo, rinvenendo una somma di quasi 250.000 euro tra contanti e assegni. Non essendo stata effettuata la dichiarazione valutaria, si è proceduto dunque al sequestro di 130.000 euro a garanzia della sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, essendo l'importo rinvenuto superiore a 40.000 euro, la passeggera non ha potuto avvalersi dell'oblazione immediata con pagamento di una sanzione ridotta. E oggi a Venezia c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari, ma è avvenuto tra tensione e proteste. Calmi tutti! Dai, stati calmi! Fuori la protesta con momenti di forte tensione per le contestazioni di un collettivo di studenti dove si è temuto il peggio, ma per fortuna non è andata così. Dentro l'arrivo del ministro dell'Università Anna Maria Bernini in un clima decisamente opposto. Al Goldone di Venezia, inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 di Ca' Foscari, con da una parte la richiesta degli studenti di maggiori investimenti per la residenzialità, lo studio, l'università e contro le stragi dei bambini palestinesi. E dall'altra, a poca distanza, la risposta della magnifica rettrice. Stiamo facendo il possibile, stiamo costruendo nuove residenze, lo sentirete oggi nel discorso, stiamo pensando agli studenti, quindi andiamo nella direzione da loro auspicata. Investire sull'università con il concetto e i progetti a sostegno della cultura come acceleratore del sapere, con Venezia Città Campus, così il primo cittadino Brugnaro. Il ministro ci ha sostenuto, il ministero ci ha sostenuto, le università ci hanno creduto, la città ci crede e le cose si stanno cominciando a vedere. Nuovi giovani che arrivino, vengono a studiare e poi ripopolano la città, come è successo a Boston. Questo è il modello che abbiamo in mente, per cui sì, Venezia Città Campus. E mentre al Goldoni si assiste allo sfilamento dei 43 rettori provenienti dalle università di tutta Italia, fuori, sventolando la bandiera palestinese, la voce del collettivo prende corpo. La voce degli studenti è stata silenziata. Eravamo un gruppo di studenti pronti a portare le nostre rivendicazioni sul palco dell'anno accademico, dove è giusto che sia così, ma invece siamo stati respinti con la forza. Era presente all'inaugurazione anche la ministra Anna Maria Bernini, che ha detto che il diritto allo studio è una priorità di questo governo. Sentiamo.
Noi abbiamo messo circa 4 milioni e mezzo sugli studentati di Mestre, poi abbiamo dato fondi e abbiamo dato il via libera a credo 240 posti alla Giudecca, abbiamo messo in tutto 5.400 nuovi posti sulla legge 338, che è quella che finanzia le università, e solo per il Veneto credo che ci siano 460 posti letto. Quindi diciamo che con quelle 3 vie noi abbiamo 3 frecce al nostro arco: il PNRR, questa famosa legge 338 che i rettori conoscono molto bene perché è quella attraverso cui loro fanno gli studentati finanziati da noi, cofinanziati da noi, e accordi con il demanio per prendere quegli immobili che magari stanno nei centri città, soprattutto nei centri città, vuoti, inutilizzati, non solo caserme, velocizzare le procedure di progettazione e fare in modo che questi luoghi che parlano siano riempiti di studentesse e di studenti, ritornando magari alle loro vecchie destinazioni. Questo dunque è il punto della ministra Bernini. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie, parliamo della nuova Romea perché non si placano le polemiche anche dopo l'incontro a Roma col ministro Salvini, e oggi sono arrivati chiarimenti della vicepresidente della regione De Berti. Anche il segretario PD Martella interviene sul progetto della nuova Romea, di cui si è discusso martedì a Roma insieme al ministro Salvini, la regione e alcuni sindaci leghisti del territorio. Incontro cui i sindaci della Riviera del Brenta però non hanno preso parte, dicendo di non essere stati interpellati. Quello che abbiamo sempre detto è che la prima e necessaria cosa è mettere in sicurezza l'attuale Romea, che è una strada pericolosissima, e poi qualsiasi altro tipo di intervento, compreso il suo tracciato, la sua realizzazione, i finanziamenti per farlo, deve essere oggetto di uno studio. Non è possibile che si veda un tracciato indicato in qualche progetto ma non si abbiano informazioni in più e molto più dettagliate. Tracciato che però, spiega la vicepresidente regionale De Berti, all'indomani delle polemiche, sarà invece deciso con i sindaci coinvolti, motivo per cui ha inviato una lettera alle parti in causa. Nel momento in cui viene approvato il contratto di programma definitivamente, si aprirà un tavolo con tutti i sindaci ovviamente interessati per discutere il tracciato, il progetto, la soluzione, la fattibilità della soluzione migliore per il territorio. In questo momento non è stato discusso nel merito, non è stato discusso di un tracciato, perché il tavolo era solo ed esclusivamente, come mi è stato dato mandato ad ottobre, per chiedere che ANAS venga incaricata della questione. Secondo il consigliere regionale di opposizione Montanariello, quello della De Berti è un dietrofront. Sono partiti parlando di grandi risultati, scrive, per poi dire che non è stato deciso nulla, si sono smentiti da soli, ha concluso. Il consigliere Montanariello dice che è stata una partita tutta leghista, che è stato fatto appositamente, ma posso dire, è un dietrofront per aver... Ma e allora il consigliere Montanariello gli dico che deve studiare, perché molto probabilmente in questo caso pecca un po' di poca conoscenza, per non dire altro. Ho semplicemente detto quello che ho dichiarato fin dall'inizio, che il ministro ci ha dato la bella notizia che è stato inserito nel contratto di ANAS, che nelle prossime settimane verrà approvato dal CIPE. La politica ora per il dopo Zaia, senza l'emendamento del terzo mandato potremo sederci attorno a un tavolo per parlarne, così il primo cittadino di Treviso leghista Mario Conte, che non smentisce nessuna ipotesi su possibili nuovi scenari. In Casa Lega sta assumendo contorni sempre più nitidi lo scenario che vedrebbe Mario Conte, attuale sindaco di Treviso, nonché presidente di ANCI Veneto, nella suggestiva corsa verso Palazzo Balbi, in alternanza all'attuale presidente Luca Zaia, qualora non passasse l'emendamento del terzo mandato, ovvero la possibilità per presidenti di regione e sindaci di potersi candidare per la terza volta, in deroga alle attuali limitazioni. Il diretto interessato non smentisce né conferma. Io sono tra coloro che supportano e sostengono l'importanza del terzo mandato, e quindi spero che il futuro della Regione Veneto sia Luca Zaia. Se così non sarà, perché la norma non glielo consente,
potremo sederci attorno a un tavolo per parlarne. Una risposta in pieno stile Zaia, potremmo dire, nel tentativo di glissare sull'argomento, riuscendoci però soltanto a metà. Io sono sindaco di Treviso e ho un impegno e un legame importante con la mia comunità, e quindi il mio impegno quotidiano è rivolto ai trevigiani. Vero è che i leghisti faranno di tutto per non perdere lo scettro del Veneto. A confermarlo lo scorso 14 febbraio alla nostra rete veneta Focus un altro trevigiano, Alberto Villanova, capogruppo Lega Liga Veneta in Consiglio regionale. Il Veneto e mantenere la guida del Veneto sia fondamentale per la Lega. Io credo che se il Veneto dovesse, cioè la Lega dovesse perdere la guida e la presidenza del Veneto, penso che resterebbe ben poco. Perché? Perché questa è la culla del nostro partito. Parliamo di turismo perché ci sarà il Ponte di Pasqua, poi un aprile di grandi eventi per Venezia, si prevede un mese da tutto esaurito. Dopo il Carnevale a Venezia si entra come sempre in un periodo di bassa stagione per la ricettività alberghiera, ma non durerà molto. Per la vernice, apertura e inaugurazione della Biennale d'Arte nel mese di aprile già fioccano le prenotazioni da tutto il mondo. Sarà tutto esaurito in città, approfittando anche di alcuni ponti come il 25 aprile e il 1 maggio e poi la visita di Papa Francesco domenica 28 aprile, peraltro programmata in uno dei giorni in cui per venire a Venezia in giornata senza pernottare è previsto il pagamento del ticket per il contributo d'accesso e poi tanti eventi collegati alla Biennale. Insomma, una partenza di stagione 2024 con il botto, come anticipa il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa. Dopo il Carnevale inizia il periodo di bassa stagione a Venezia, si riprende poi con le riaperture della Biennale e con il periodo pasquale. Quest'anno il Papa giungerà il 28 di aprile, quindi giungerà in un periodo già gettonatissimo dai turisti per la città di Venezia. Gli alberghi saranno quindi pieni e quindi l'effetto del Papa non sarà particolarmente importante dal punto di vista del turismo alberghiero. Immagino saranno tantissimi i veneti e le persone che vorranno vederlo, vorranno assistere alla messa che lui terrà, però ciò non comporterà un aumento delle prenotazioni alberghiere per gli alberghi di Venezia, perché saremo già pressoché quasi tutto esaurito. Lo sport ora, e parleremo delle ambizioni del Venezia Football Club dopo l'ultima vittoria. Abbiamo intervistato il direttore sportivo Filippo Antonelli. La vittoria per 3-0 sul campo del Sud Tirolo ha riportato entusiasmo in casa arancio-nero-verde e domenica pomeriggio per il Venezia Football Club sarà un'altra giornata importante sia per la classifica nel match di campionato contro il Modena che per la solidarietà. L'obiettivo è quello di mettersi definitivamente alle spalle un mese di gennaio complicato. Il club è stato infatti bannato dalla FIFA e non ha quindi potuto operare sul mercato in entrata negli acquisti a causa di una vecchia rata di Cousins non pagata al Bayern Monaco per un tesseramento di 3 stagioni fa. Sullo stop imposto dalla FIFA ci stiamo lavorando, dovrà essere risolto entro comunque giugno perché comunque è necessario per l'iscrizione al campionato. Gli obiettivi restano quelli di inizio stagione, di continuare con la ristrutturazione cercando di mantenerci competitivi sul campo. Questo ci siamo riusciti a farlo anche grazie al lavoro del nostro allenatore. Mi aspetto una partita difficile come sono tutte le partite di Serie B, soprattutto in questo momento. Ci saranno dei momenti dove sicuramente avremo le nostre opportunità e dobbiamo cercare di rimanere in partita e cercare di fare la nostra partita per regalare ancora una volta un sogno ai nostri tifosi che ci stanno sempre vicini e continuano a starci vicini. Per il futuro le idee sono chiare. Domenica, in occasione della partita casalinga contro il Modena, ci sarà la giornata arancio-nero-verde a scopo solidale. Ecco di cosa si tratta. Incasso al netto delle spese va utilizzato per iniziative e progetti di associazioni e di enti nel territorio veneziano. Questa l'ultima notizia, ora al meteo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Previsioni per sabato 17 febbraio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, parecchie foschie, in particolare di sera sulle zone pianeggianti e nelle valli. Possibili brevi schiarite sui rilievi. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime tra 9 e 13 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo da nuvoloso a coperto. Nelle ore notturne possibili foschie dense o locali nebbie. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 10-13 gradi. Sul Trentino Alto Adige prevarranno le nubi con qualche piovasco sui settori di confine. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 16-18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.